emolliente e decongestionante, benissimo dopo le scottature per la pelle, per lo strato esterno proprio della nostra epidermide. Quindi ci sono delle piante che possono essere contemporaneamente piante alimentari, piante medicinali, alcune anche piante aromatiche, non nel caso della calendula, ma potrebbe essere nel caso della menta. Qui vedete della menta essiccata, e qui dovrebbe esserci, qui c'è la menta. Altro filone che può essere affrontato dalle aziende, parlo di aziende agricole perché di questo io principalmente mi occupo come agronomo, è la distillazione, cioè un'estrazione selettiva che può essere fatta sulle piante aromatiche. Perché? Perché si tirano fuori gli aromi, si tirano fuori i profumi, gli odori. Gli odori che se sono buoni appunto sappiamo si chiamano profumi. A loro volta gli oli essenziali possono essere utilizzati in un'ampia gamma di ambiti, dalla cucina, perché si comincia appunto a utilizzare direttamente in cucina, però l'olio essenziale di menta sta alla base di tutti gli sciroppi di menta che voi trovate in commercio, che teoricamente però dovrebbero essere trasparenti, perché il verde ce lo aggiungono dopo, se va bene con clorofilla. Lo sciroppo di menta e l'olio essenziale di menta per fortuna in gran parte viene dall'Italia, dalla zona di Pancalieri, dove ci sono centinaia di ettari a menta per fare l'olio essenziale. Appunto lo sciroppo di menta viene fatto con l'olio essenziale, non con la pianta fresca come invece si fa, non so, lo sciroppo di sambuco, di fiori di sambuco che assaggerete dopo, è fatto con i fiori freschi. Allora, queste sono le due filiere principali. Poi dagli oli essenziali e dai prodotti essiccati si può andare avanti con tutta una serie di altre produzioni alimentari e no. Quindi molto brevemente quello che si può fare e quello che sarebbe bene che iniziassimo, cioè che andassimo avanti a fare in regione, visto che possiamo fare non solo l'olio essenziale di lavanda e di rosmarino, tantissimo olio essenziale di lavanda facciamo, qualcosa di rosmarino, ma ne possiamo fare veramente moltissimi di più. Possiamo fare tantissimi prodotti finiti e qualcuno ci sta lavorando veramente bene sopra. Ci sono aziende agricole appunto che riescono a concludere la filiera e quindi a dare dei prodotti finiti, non solo un prodotto o fresco o essiccato. E soprattutto la cosa importante è quella di riuscire a ritirare fuori tutte le tradizioni che ci sono a livello di tutta la regione riguardanti le utilizzazioni in cucina, e qui la tradizione appunto carnica rappresentata qua appunto da salon, da salon per capirci, no? È importantissimo per quanto riguarda la cucina dal punto di vista storico, culturale, utilizzazione anche in fitoterapia popolare. Domenico Molfetta, il maestro Domenico Molfetta, lo dico sempre, il maestro Domenico Molfetta con la M maiuscola in tutti i sensi. Qui vedete tre dei suoi testi, che ha studiato anche moltissimo una delle tradizioni diciamo più particolari che riguardano le erbe in regione, che è quella legata ai kramars. I kramars, oltre a portare in giro materiali vari, portavano anche le erbe. Era una sorta di via delle spezie nostrana, no? Nel senso che portavano fuori le erbe coltivate o raccolte nella nostra regione, però anche prendevano le spezie che arrivavano a Venezia e le portavano insieme con le erbe locali in Germania, nel resto d'Europa fondamentalmente. Quindi ci sono tutti questi aspetti veramente molto culinaria alimentare. Tornando ai kramars, appunto, i kramars sono quelli che hanno praticamente portato, come diceva, le spezie in Friuli, soprattutto in Carnia. Scusi, sono abituata. E c'è come la cannella, appunto, che era, diciamo che l'elemento, diciamo, più importante, un elemento più importante di questi tiers-choses, perché c'è appunto la cannella, la ricotta affumicata, che è un'altra. E appunto, mi scusi, ecco, e tornando appunto a questi piatti, a questa carnia, io rappresento un po'
almeno dietro a mio padre, che mio padre era uno che si occupava molto appunto di erbe, di carne, cioè per passione più che altro, per cui nella sua cucina ha voluto integrare queste erbe, e poi anche tramandate comunque dalla nostra famiglia. Diciamo che tutti questi la cucina carnica è, diciamo, sviluppa molto il discorso delle erbe spontanee, quelle che in primavera o nei vari periodi dell'anno, soprattutto dalla primavera all'estate, partendo inizialmente dai prati di fondovalle, e con il primo tarassaco, le prime erbette come silene eccetera, poi man mano che la stagione avanza, salendo sempre di più con l'asparago di montagna, con la cicerbita alpina e tutte queste che poi appunto vengono prese, elaborate eccetera. Ricette e piatti nella nostra tradizione sono piatti generalmente molto semplici, dalle zuppe a base di erbe, a base di spinacetto di montagna, che sarebbe il buon Enrico, a base di frittate, a base di risotti, ma soprattutto appunto i primi piatti e anche diciamo nei sottoli come antipasti, perché comunque anche per la conservazione di queste erbe venivano usati anche questi metodi di conservazione sott'olio, sottosale, insomma. Niente. Ci spieghi un po' le erbe che ha portato. Le mie erbe, sì. Allora, queste qua sono tutte erbe di orto che coltivo nel mio orticello. E abbiamo vari tipi di timo. Sì, poi abbiamo l'artemisia, abbiamo diversi tipi perché ci sono tante qualità, dalle melisse alle mente. Le mente, ad esempio, questa si chiama la monta, che ha un profumo molto particolare, viene usata per i tiers-chaud, perché nei tiers-chaud ci sono circa noi almeno nella nostra ricetta almeno una ventina di tiers-chaud. Di erbe, scusate, tra cui questa che è la Montecrè, che è una menta un po' particolare con un profumo molto intenso. Poi abbiamo la neppetta, che tra l'altro viene confusa con la melissa. Questa è la melissa, però la neppetta è sempre ha un profumo molto simile alla melissa ed è più pelosa e con un profumo molto più marcato, meno limoncino, esatto. Poi appunto usiamo nei tiers-chaud, tornando a questo piatto che è l'emblema, è l'insieme di tutte le erbe coltivate in Carnia. Abbiamo anche il geranio profumato, abbiamo il limoncello, l'erba luisa, o c'è anche l'erba cedrina, che in questo momento qui non ce l'ho, però comunque sempre ha questo sapore profumato di limone. E poi appunto le varie mente, le varie melisse, un po' c'è anche del basilico, che comunque anche se non è tipicamente carnico, ma veniva sempre usato lo stesso come erba, che dà un certo tono, un certo profumo. Poi abbiamo qui anche dei timi che servivano per aromatizzare soprattutto le carni, e anche a volte anche le frittate eccetera. E poi oltre che la cucina venivano usate anche per le grappe, per i distillati, per tutti questi e per i sciroppi, come ha nominato prima la signora, diceva appunto lo sciroppo di Sambuco, che è ormai diventato famosissimo anche soprattutto negli ultimi anni, insomma. Diciamo Lugo va alla maggiore, insomma, no? Buongiorno anche da parte mia e grazie dell'invito. Allora, Carso e Carnia e Friuli, 3 territori nettamente diversi. Il Carso
io parlo del Carso di una volta, perché in tutti i miei lavori parlo ovviamente delle tradizioni del Carso com'era, non come oggi, no? Perché il Carso come lo si vede oggi è verde, una volta, non parlo di 100 anni fa, basta andare indietro di 40 anni, che non sono poi niente, insomma, no? Il Carso era completamente spoglio, era completamente solo pietra, con quei piccoli pochi campetti, e il pino che è stato piantato sotto l'Austria dopo il 1840. Per cui insomma, ecco, diciamo che era completamente spoglio. Per cui stranamente si potrebbe dire, come la signora diceva, non è proprio vero così che il Carso aveva tante erbe aromatiche, assolutamente no. No, perché ci sono anche altri motivi. Si sa che il Carso è anche privo di acqua, non ha acqua in superficie, per cui d'estate, quando eravamo piccoli, anche 3 mesi senza acqua, senza pioggia, per cui si può già capire cosa poteva crescere sul Carso, per cui doveva essere veramente una coltivazione molto molto mirata e molto molto adatta, naturalmente lungo i secoli, che i nonni sapevano benissimo, al territorio. Per questo motivo anche la nostra cucina vede molto, direi quasi niente di erbe spontanee in cucina. Il Carso, parlo del Carso prevalentemente, io parlo del Carso, mi occupo delle tradizioni del Carso triestino. Abbiamo il Carso goriziano, che è un po' più differente, perché proprio probabilmente attingeva dal vicinissimo Friuli, per cui aveva già, non saprei neanche spiegarmi perché talmente poco, perché era veramente miseria nera, insomma, per quei piccoli 2 campetti che uno aveva, doveva veramente sopravvivere, la famiglia e le bestie, non era così facile, però non attingeva in cucina dalle erbe spontanee. Allora si coltivava nell'orticello vicino a casa, venivano coltivati quei due piante che venivano usate in cucina, per cui il rosmarino, di quello che però coltivato, ogni tanto si dava un po' d'acqua, quello che ti rimaneva quando lavavi i piatti e così via, invece di buttare, non si buttava via niente, no? Annaffiavi quei 2 fiori che erano, così via, e la maggiorana, che anche doveva essere per certi spezzatini e così via. Delle erbe aromatiche, sì, ce ne sono, proprio in questo periodo primaverile erano molto in auge, ma anche oggi, non solo sul Carso, più conosciuto sul Carso goriziano, ma anche il Carso triestino, le frittaie, no? Le frittate con le erbe spontanee, quello sì, perché in primavera c'era più crescita ovviamente e le erbe erano giovani, e queste erbe erano melissa, menta, che crescevano spontanee, fiori di sambuco adesso, o anche fiori di robigna, di acacia, e anche quello che non doveva mancare, il finocchio selvatico, le foglie del finocchio selvatico. Ecco, se mi soffermo un attimino sul finocchio selvatico, era un'erba molto usata in cucina, ma non come erba, ma come, diciamo, come erba aromatica, ma non erba, ma i fiori sul Carso. Il Carso vedeva in cucina i fiori, i gialli, piccoli fiori essiccati, i fiori di finocchio selvatico, che tuttora li usiamo moltissimo, e questi fiori venivano usati, si aggiungeva a svariatissime cose, dai dolci al pesce, alla carne di maiale e così via. Per esempio il tonno sulla farsora, no? Il tonno fritto con i fiori di finocchio, o non so, un uovo fritto strapazzato e fiori di finocchio, patate in teccia, si metteva un po' di fiori di finocchio, e il fegato alla veneziana, quando si faceva, sì. Non era un po' stanco, Sì, no, ma comunque i fiori di finocchio, già gli antichi romani il finocchio veniva usato per aiutare la digestione, e si metteva appunto su queste pietanze, anche sul Carso, voglio dire, su queste pietanze che erano un pochino più pesanti. Per esempio, noi avevamo il Carso va fino al mare, si sa, e lì c'erano i pescatori, non so, Contovello, Santa Croce, Barcola, e ho fatto la ricerca delle pietanze ovviamente su tutto il Carso e anche lì, e il nostro Savor, i sardoni in Savor, vedono i fiori di finocchio.
che alcuni mettono, non so, rosmarino, altri, ecco, i nostri fiori, i nostri sardoni di Savor, i fiori di finocchio, per cui voglio dire che ci sono anche queste cose che, oppure non so, la santoreggia, ecco, diciamo, no? La santoreggia per fare un buon arrosto e così via. Però dicevo, ai nostri nonni, già la mia nonna, non so, mangiare ortiche sarebbe un, non so, oddio, mai, perché quello era considerato un'erbaccia che era nei campi, dovevi distruggerla, dovevi tirarla fuori perché insomma non ti lasciava il campo libero, ecco, per cui neanche lontanamente sul carso mai cucinare le erbe selvatiche. Diciamo che addirittura l'asparago selvatico che cresceva sempre, no, sul carso, però in cucina sul carso è arrivato appena dopo la seconda guerra mondiale, e questo probabilmente con l'arrivo degli istriani, che nella loro tradizione invece l'avevano molto più frequente. Ecco, io da piccola con mia nonna asparago selvatico mai, dopo sì, quando diciamo lei no, negli anni 60 pian pianino, così diciamo, no? Queste cose che sono arrivate un pochino così, diciamo, più tardi. Si raccoglieva per esempio il tarassaco, la ruchetta selvatica, il crespino, però tutte queste cose anche venivano vendute in città.